pronti per affrontare questa ulteriore sfida per la Brigata Sassari, che è una sfida che si gioca su due campi. La parte operativa di continuare a fornire assistenza alle forze armate afghane, in modo tale che loro possano prendere piena coscienza e attività per quanto riguarda la sicurezza del loro territorio, e sul campo del rientro dei materiali logistici, perché dovremmo far rientrare tutto ciò che in questo momento non servirà più, perché al 31 dicembre 2014 la missione ISAF. Ecco, 6 mesi di missione, il rientro è previsto quando? 6 mesi, quindi il mandato terminerà orientativamente ad agosto. Importante quello che facciamo per la nostra professionalità, ma sempre guardando alle nostre famiglie. Fra l'altro la Brigata Sassari è ancora impiegata in altre attività operative. Abbiamo Strade Sicure che continua nel territorio nazionale e abbiamo una riserva strategica pronta per intervenire anche nel teatro balcanico. Non è la prima volta nel teatro operativo, è la prima volta in Afghanistan, ma siamo pronti, siamo assolutamente tranquilli, siamo una missione che porteremo avanti con la massima professionalità, perché è quello che sanno fare i miei sassari. Non cade, come